culto di adorazione al Signore. Canteremo una parte adesso all'inizio, così prendete confidenza e poi torniamo da capo e rifacciamo tutto, ok? Nel passi del mio cuore riesco a sentire il suo cuore, dalla mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Posso dire un santo suono qui, annunciando il suono del grande re, rompendo ogni catene varie. La tua voce qui voglio sentire, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Mettiamo questo alino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Questo alino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Questo alino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Questo è l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Voglio dirvi che questa serata è una serata molto speciale, ma sapete perché? Perché qua abbiamo un Dio vivente, perché Lui ha separato questo momento per adorarlo, perché Gesù è il nostro Re, perché Gesù ha conquistato tutto per noi. E adesso possiamo cantare, possiamo saltare, possiamo gridare, perché Lui è qua in mezzo a noi.
Per questo vi voglio invitare a cantare di nuovo quello che abbiamo cantato all'inizio. Dichiarare che Lui è il nostro Re. Ah, Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per tornare una nuova storia. Ma cambieremo il mondo. Vediamo con tutto il nostro cuore che cambieremo questo mondo. Noi cambieremo il 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 mondo. Gloria a Dio. Dichiarare che Lui è santo, perché Lui merita. Sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello, degno è l'Agnello, tu sei santo. Sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello. Cantiamo, degno è l'Agnello. Tu sei santo, santo. Sei Signore, Dio grande, degno è l'Agnello. Degno è l'Agnello. Amen. al Signore che regna su noi. Alleluia, alleluia, al Signore che regna su noi.
Grazie perché sei qua, Padre. Grazie, Signore, perché possiamo vedere la Tua presenza, Padre. Possiamo vedere il Tuo Santo Spirito che cammina in mezzo a noi, Signore. Grazie, Padre. Che il Signore possa manifestarsi qua, Signore, perché sappiamo che questo è il nostro momento, Dio. Momento in cui possiamo lodare, momento in cui siamo liberi, Pai, per adorare il Tuo Santo nome, Signore. Per manifestare, Signore, la Tua presenza, Padre. Per questo ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre. Cantiamo Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Ancora una volta cantiamo Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Facciamo ancora una volta Yahweh, come se fosse l'ultima volta. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Se lo adori, se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Che Yahweh si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Canti Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh, Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Per far entrare Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio
io apro il cuore mio per far entrare Gesù, Re di gloria. Io apro il cuore mio, io apro il cuore mio per far entrare Gesù, Re di gloria. Io apro il cuore mio, io apro il cuore mio per far entrare Gesù, Re di gloria. Io apro il cuore mio. Chi è? Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Sei Re, Signore, sei sovrano, Padre. Sappiamo che possiamo sentire la tua voce, Padre. Sappiamo che sei qua in mezzo, Signore. Per questo, Padre, ti invitiamo, Padre, a entrare qua, Signore. Entrare per quelle porte là in fondo, Signore. Di manifestare il tuo Santo Spirito, manifestare la tua presenza. Per questo cantiamo chi è il Re di gloria. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Signore Padre, ti ringrazio per questa sera, Padre, per tutti i cuori e le persone qua presenti, Padre. Ti chiedo che, Signore, tu possa parlare ai nostri cuori, ti chiedo che tu possa toccare nel profondo delle nostre vite, che tu possa parlare in profondità, nella profondità del nostro essere, Padre, che tu possa curare, che tu possa guarire, che tu possa davvero riportarci su dal posto in cui siamo annegati, Signore, davvero che tu possa questa sera, Signore, dimostrare la tua potenza, Signore, che tu possa mostrarti a noi, che tu possa mostrare la tua presenza, Padre. Ti chiedo che davvero non sia una cosa esclusiva al campeggio, Signore, ma che ognuno di noi possa sentire intensamente la tua presenza anche qui questa sera, che ognuno di noi possa credere che tu puoi curarci, Signore, in ogni momento della nostra vita, in ogni posto in cui siamo, Signore. Quindi, Padre, ti chiedo di mostrare la tua potenza, di continuare a mostrare la tua presenza qui oggi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. A Lui la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Perché da Lui grazia a Lui e per Lui sono tutte le cose. Solo a te, Signore. Perché da Lui grazia a Lui
e per Lui sono tutte le cose. Ancora una volta. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Cantiamo con tutto il nostro cuore. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui a Lui la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre, amen. Ancora una volta Chiesa, perché Lui merita tutta la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre, amen. Che profonde ricchezze nel conoscere e saper di Dio. Incommensurabile, Padre. Incommensurabile, Suoi giudizi e le Sue vie. Che profonde ricchezze. Che profonde ricchezze di conoscere e sapere di Dio. Incommensurabile sono, Signore. Incommensurabile, Suoi giudizi, le Sue vie. Cantiamo a Lui la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre, amen. Cantiamo Chiesa con tutto il nostro cuore. Ancora una volta a Lui la gloria. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre, amen. Ti offriamo, Padre, la nostra lode, Signore. Ti offriamo, Padre, tutto che abbiamo, Signore. Sappiamo che non è tanto, Signore. Sappiamo che non è sufficiente, Padre. Sappiamo che le nostre canzoni, la nostra voce, la nostra vita non è sufficiente per quello che hai per noi, Signore. Per quello che hai preparato, Padre. Oh, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore, perché sei stato in quella croce, Signore. Grazie, Padre, perché hai donato tuo Figlio, Signore, che non meritava essere là, Signore, ma per i nostri peccati, Signore, per i nostri peccati Lui è andato là e ha compiuto il suo proposito, Signore. Per questo, Padre, ti ringraziamo perché abbiamo l'opportunità, Signore, apriamo questa chiesa, Padre, abbiamo questo spazio, Signore, abbiamo questo, Padre, suoni, strumenti, gente che canta, persone che sono qua nelle sedi, Signore, per lodare il tuo santo nome. Per questo, Padre, ci capacita, Signore, a lodare il tuo santo nome. Porta il tuo Santo Spirito qua in mezzo, Signore. Porta la tua presenza, Padre. Apri le nostre bocche, Signore, per lodare il tuo santo nome, Padre.
perché è per te, Signore. Non è per quello che è di fianco a me, non è per quello che è davanti a me, non è per quello che stanno pensando da me, ma è per il tuo Santo Spirito, Padre. È per la tua presenza e per il tuo sacrificio, Signore, che siamo qua, che cantiamo, che lodiamo, che gridiamo, che pulliamo, che preghiamo, che predichiamo, Signore. È tutto per te, Signore, perché senza di te questo qua non era possibile, Signore. Questo qua non c'era valore, Padre. Per questo, Signore, ti ringraziamo per tutto, Signore. Grazie, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Buonasera a tutti, è bello rivedere tutti quei ragazzi che sono stati al campeggio e anche voi tutti. Oggi vorrei parlare di un argomento con voi che il tema è roccaforte e vorrei leggere con voi 2 Samuele 5, i versetti 6 a 9. 2 Samuele 5, 6 a 9, che dice così: Allora il re con la sua gente si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano quel paese. Questi dissero a Davide: Tu non entrerai qua, perché i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. Volevano dire: Davide non entrerà mai. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Davide disse in quel giorno: Chiunque batterà i Gebusei, giungendo fino al canale, e respingerà gli zoppi e i ciechi, che sono gli avversari di Davide, da questo ha origine il detto: il cieco e lo zoppo non entreranno nel tempio. Davide abitò nella fortezza e la chiamò città di Davide. E vi fece delle costruzioni intorno, cominciando da Millo verso l'interno. Leggiamo anche il 10. Davide diventava sempre più grande e il Signore, il Dio degli eserciti, era con lui. Cos'è una roccaforte? La roccaforte è una fortezza, è qualcosa a cui noi ci aggrappiamo. È qualcosa che ci circonda, è qualcosa come se fosse una città con delle mura troppo alte. E molte volte nella nostra vita noi mettiamo la nostra roccaforte, noi costruiamo una fortezza che non è una fortezza in Dio, ma molte volte sono delle bugie che Satana mette nella nostra mente. Sono bugie che noi stessi crediamo. Ma quando la nostra roccaforte non è Gesù, noi cominciamo a credere a queste bugie che Satana dice su di noi e cominciamo a dimenticarci della nostra identità in Cristo. Cominciamo a perdere la nostra vera identità in Gesù. E molte volte Satana usa proprio la nostra debolezza per fare questa cosa. Molte volte Satana usa il nostro sbaglio, qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato, la nostra colpa, la nostra insicurezza, le nostre debolezze per far sì che noi cominciamo a dubitare di noi stessi e perdiamo il nostro focus che è Gesù. E questo è ciò che Davide ha dovuto affrontare. Noi stiamo facendo gli studi, no? Della storia di Davide, del libro Affrontando i giganti,
E Davide ha dovuto affrontare proprio con questo, con una fortezza, quando lui ha osservato Gerusalemme. Quando noi pensiamo a quella città, quando pensiamo a Gerusalemme, pensiamo a una città con profeti, con templi, e vediamo Gesù che insegna in quella città, vediamo il Nuovo Testamento, no? La Chiesa del Nuovo Testamento che cresce, e noi ci raffiguriamo a Gerusalemme come una città prospera e al centro della storia. Ma quando Davide ha visto Gerusalemme in quel momento, lui vedeva una Gerusalemme totalmente divisa. Lui vedeva una Gerusalemme, una città divisa. Vedeva totalmente l'opposto. E era appena stato incoronato re, no? E aveva bisogno di unire di nuovo quella città. Aveva bisogno di centralizzare quella città di nuovo. Questo piccolo resoconto ci fa notare nei versetti 7 e 9 che abbiamo letto prima la parola roccaforte. Se leggiamo di nuovo, alcune traduzioni dicono fortezza, ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. E poi nel 9 Davide abitò nella fortezza e la chiamò città di Davide. Gerusalemme ha soddisfatto tutti i requisiti di una roccaforte. Era antica, è difficile e scoraggiante. Ma perché era scoraggiante? Perché gli abitanti di quella terra hanno rifiutato Davide, dicendo: questi dissero a Davide: tu non entrerai qua, perché i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. Volevano dire: Davide non entrerà mai. Quindi vi immaginate Davide, che è appena stato incoronato re, e arriva in quella città e gli abitanti di quella città lo rifiutano. Dicono: no, tu non entrerai più qua, tu non entrerai in questa città. I Gebusei hanno riversato il loro disprezzo su Davide e, come molte volte, anche Satana scarica la nostra colpa, le nostre bugie, le nostre insicurezze su di noi, dicendo magari: non vincerai mai quella cattiva abitudine, sei nato fallito, morirai fallito, credi davvero di poter vincere la tua dipendenza? Ripensaci. Sono tutte bugie che Satana mette nella nostra mente e questo comincia a diventare in noi una fortezza, un qualcosa in cui crediamo veramente. Cominciamo veramente a credere in queste bugie. Ma Davide ha fatto diverso, ha agito diversamente. Lui non ha creduto in queste voci che gli dicevano che lui non entrerà mai in quella terra. Anzi, lui ha creduto e ha messo la sua roccaforte, ha messo la sua fortezza in Dio. Nel versetto 7 di 2 Samuele 5 dice: ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Come abbiamo detto prima, probabilmente era una città difficile, probabilmente aveva le mura grandi e le voci che si sentivano erano scoraggianti, ma Davide ha preso la roccaforte che era Gesù, ha preso la roccaforte che era Dio e l'ha presa proprio come una fortezza. Non ha lasciato che le sue bugie, che i pensieri che gli venivano in mente cominciassero a veramente avere un qualcosa di credibile nella sua vita. E molto spesso succede a noi questo. Molto spesso noi crediamo a tante bugie che magari le persone dicono su di noi, che magari Satana dice su di noi, dei pensieri che mette nella nostra mente e che ci dicono proprio che siamo falliti, che non vinceremo mai nulla, che non conquisteremo mai nulla,
che non riusciremo a vincere una cattiva abitudine, ma non è questo che Dio dice su di noi. Amen? Non è questo che noi impariamo nella parola di Dio. E Davide ha avuto un ma nella sua storia, anche se sentiva delle voci scoraggianti, anche se sentiva, magari poteva dire, no, io, ok, non sono nulla. No, lui ha voluto il ma di Dio. Molte volte, spesso e volentieri, in realtà, noi cerchiamo di sempre mettere un ma, no? Nelle nostre frasi, magari nelle nostre scuse. Ho fatto questo, ma era per quello, ma era... E se Dio scrivesse un ma nella tua biografia? E se Dio scrivesse un ma nella tua storia? Un ma che in realtà ti porterebbe a veramente vivere quello che Lui ha scritto per te. Magari possiamo dare tantissimi esempi. Era figlia di alcolisti, ma ha avuto una storia sobria. Non lesse la Bibbia finché non andò in pensione, ma sviluppò una fede profonda e costante. Non frequentò mai l'università, ma eccelse la sua attività. Tutti noi abbiamo bisogno di un ma. Tutti noi abbiamo bisogno di una seconda opportunità. E Dio ci dà questa opportunità. Dio vuole scrivere nella nostra vita un ma che ci porterà veramente a vivere ciò che Lui ha sognato e ha desiderato per noi. Ognuno di noi qua ha un ma da poter scrivere nella nostra biografia. Ha veramente una fortezza, ma che sia una fortezza in Dio, che sia una fortezza in Cristo Gesù. Le roccaforti, le mura alte, i nostri sbagli non sono nulla per Dio. Non è qualcosa che gli impedisce di cambiare la nostra vita. Perché quando noi ci arrendiamo profondamente a Lui, quando noi ci arrendiamo per completo a Dio e lasciamo libero il passaggio, quando noi apriamo la porta perché Lui possa entrare, Lui può veramente cambiare la nostra vita. La parola di Dio dice: Lui è un Dio degli impossibili. Non c'è niente di impossibile nella tua vita che Dio non riesca a cambiare. Non c'è nulla di impossibile nella tua vita che Dio non riesca a organizzare la strada di nuovo, a portarti alla via di Gesù di nuovo. In 2 Corinzi 10:4 Seconda Corinzi 10:4 dice: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Le nostre armi, le armi con cui combattiamo le nostre battaglie, non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere fortezze. Quando molte volte noi cominciamo a pensare che non ce la faremo, che siamo falliti, che non riusciremo a fare nulla nella nostra vita, quando troviamo la parola di Dio vediamo totalmente il contrario. Nella parola di Dio, Dio dice che siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Amen? La parola di Dio dice che noi siamo figli di Dio, quindi noi abbiamo un'identità in Dio e dobbiamo cercare questa identità in Dio. Molte volte pensiamo che diciamo: ah sì, ok, io sono figlio di Dio, ma quello non è una convinzione nel nostro cuore e deve essere una convinzione, ma
sarà una convinzione, qualcosa in cui crederemo veramente quando noi cercheremo quello. Perché lasceremo da parte le nostre insicurezze, lasceremo da parte le nostre debolezze, lasceremo da parte i nostri sbagli, riconosceremo i nostri sbagli, sì, ce ne pentiremo dei nostri sbagli, ma riusciremo veramente a pentirci, ad arrenderci per completo. Davide non ha prestato ascolto alle voci scoraggianti che gli dicevano che lui non entrerebbe mai in quella città. Lui li ha ignorate, lui le ha lasciate da parte e ha dato ascolto alla voce di Dio. Quando alcuni studi fa abbiamo visto che lui molte volte ha creduto che non sarebbe incoronato re, ma Dio gli ha detto: tu sarai re. L'ha confermato anche tramite il suo persecutore, che era Saul. E lui ha dato ascolto in questo momento alla voce di Dio, respingendo ciò che i Gebusei gli dicevano, ciò che gli abitanti di quella città gli dicevano. E andò avanti in quello che stava facendo. Lui sapeva per cosa era stato nato, qual era il suo proposito. Lui sapeva il perché era diventato re. Lui sapeva il perché doveva entrare in quella città. E questo l'ha sviluppato con Dio. Noi vediamo tanti esempi nella Bibbia in cui molte persone hanno ignorato le voci scoraggianti e hanno veramente creduto a ciò che Dio gli aveva detto su loro. E due di questi esempi è l'esempio di Gesù, che quando è stato tentato nel deserto ha risposto con la parola di Dio. Quando è stato tentato nel deserto per Satana, ha risposto a Satana con la parola di Dio. Non ha mai lasciato che ciò che Satana dicesse diventasse una fortezza nel suo cuore, ma ha veramente creduto in ciò che Dio diceva. E l'altro esempio è l'esempio di Pietro. Quando Pietro disse a Cristo di evitare la croce, Gesù gli ha risposto in Matteo 16:23: vattene via da me, Satana. Gesù sapeva cosa stava facendo, lui sapeva perché doveva andare in croce, lui sapeva perché doveva morire in croce, lui sapeva qual era il suo scopo e per quello ha combattuto con la parola di Dio. E ha combattuto con la parola di Dio perché la conosceva, perché passava del tempo con Dio, perché veramente aveva una vita di intimità con Dio. E qual è la voce che tu vuoi dare ascolto? A quella che ti tira sempre giù, oppure a quella che edifica la tua vita? Molte volte ci sentiamo veramente persi, ci sentiamo senza saper cosa fare, ci sentiamo senza una via d'uscita, ma oggi voglio dirti che c'è una via d'uscita, che le nostre fortezze, la nostra fortezza deve essere Cristo, che la nostra fortezza, che la nostra via d'uscita deve essere Cristo e sarà sempre Lui. Che noi veramente possiamo non arrenderci e non credere alle bugie che Satana dice su di noi. Spesso e volentieri ci mettiamo in circostanze o cominciamo ad avere pensieri in cui non ci portano, non sono i pensieri che Dio ha per noi, ma vi incoraggio a veramente, quando vengono questi pensieri, a combattere con la parola di Dio, a non lasciare che questi pensieri definiscano ciò che voi siete, definiscano o cambino la vostra identità in Cristo, perché voi siete figli di Dio, noi siamo figli di Dio, ed è questo che ci porta a veramente capire
perché Lui è andato in croce, a veramente capire perché Lui ha fatto tutto quello che ha fatto. Vorrei invitarvi adesso ad alzarvi in piedi e chiamo il gruppo di lode qua davanti. Vi voglio invitare a chiudere i vostri occhi, a non pensare al vostro amico che è a fianco a voi, ai vostri problemi, alle vostre incertezze, alle vostre insicurezze, ma vi invito a concentrarvi su questa domanda: quale voce vuoi ascoltare? E dov'è la tua fortezza? Dov'è la tua roccaforte? Comincia a pensare. Qual è la voce che vuoi dare ascolto? E se magari mi dici: Lisi, è la prima volta che vengo qua, è la seconda volta che vengo qua, ho già sentito questa frase, ho già sentito questo innumerevoli volte, ma voglio veramente dare ascolto a ciò che Dio dice di me e smettere di dare ascolto alle voci scoraggianti e smettere di dare ascolto alle bugie che Satana mette nella mia mente. Gesù vuole far parte della tua vita. Gesù vuole manifestarsi a te. Vuole manifestare la sua gloria a te e tramite te. E se oggi hai deciso veramente di ascoltare la voce di Dio, io ti invito a mettere la tua mano nel tuo cuore. E che la tua decisione oggi sia sigillata dallo Spirito Santo. Che quando inizierai ad avere pensieri, a non credere a te stesso, a non credere magari anche in Dio, non credere alla sua parola, sono tutte bugie che Satana mette nella nostra mente. Ma chiedi a Dio in questo momento, parla con Lui e chiedigli di manifestarsi a te, chiedigli di entrare nella tua vita veramente, chiedigli di essere il Signore e il Salvatore della tua vita. Ma non dirlo dalla bocca all'infuori, dillo con tutto il tuo cuore, perché Dio vuole che tu viva che tu viva un cambiamento nella tua vita. Che possiamo seguire l'esempio di Davide e dare ascolto alle voci, alla voce dello Spirito Santo, alla voce di Dio. Che possiamo proclamare la potenza di Dio.
ed essere arresi a Lui. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo per ciò che tu sei nelle nostre vite. Oh Padre, chiediamo che il tuo Spirito Santo venga ad abitare in noi, Signore, che noi possiamo essere ripieni del tuo Spirito Santo, Padre. Fa sì, Signore, che noi non veniamo a dare ascolto alle voci, oh Padre, che ci mettono giù, che molte volte ci fanno dubitare di ciò che noi siamo in te, oh Padre. Che tu sia la nostra fortezza, oh Padre, la nostra roccaforte, che tu sia il nostro rifugio, Padre, nel nome di Gesù, Signore, e che nulla, nessun pensiero, Padre, che non venga da te possa diventare, Signore, ciò in cui crediamo. Che la nostra convinzione, oh Padre, sia che noi siamo tuoi figli e che noi siamo stati scelti da te, che noi siamo scelti da te, oh Padre. Che possiamo avere, Signore, un cuore dipendente dal tuo Spirito Santo. Grazie, oh Padre, per ogni decisione, Signore, che è stata presa qua in questa sera. E ti chiedo, Signore, di sigillare ogni decisione, oh Padre, che non veniamo mai a dimenticarci della nostra decisione per te, oh Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio, io apro il cuore mio. Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria, sei Re di gloria, io apro il cuore mio, io apro il cuore mio. Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio, io apro il cuore mio. Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio. Chi è? Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è Re di gloria? Chi è Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio, io apro il cuore mio. Per far entrare in Re. Cantiamo, io apro il cuore mio. Possiamo cantare con tutto il cuore? Per far entrare in Re, Gesù, Re di gloria, io apro il cuore mio, io apro il cuore mio. Grazie, Signore. Questo è il momento delle decime e offerte, che possiamo continuare a lodare il tuo santo nome, il momento che possiamo offrire quello che abbiamo a Lui, anche in quest'area finanziaria.
posso dire il passi del mio cuore, riesco a sentire il suo cuore, mi ascolta, mi libero, sento il suo spirito chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire un santo sono qui, annunciando il suono del grande re, rompendo ogni catene e barriere, la tua voce qui voglio sentire, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Diciamo questo è l'inno, questo è l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi, questo è l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi, questo è l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi, questo è l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Adesso sapete il testo, possiamo cantare assieme che Lui è il Re, che Lui ci ha donato una nuova storia, amen? Mettiamo con un solo cuore, una sola voce, un solo spirito. Ah, Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò, perdonato una nuova storia. Ah, Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò, perdonato una nuova storia. Ah, Gesù è il Re, mi conquistò.
affetto che sono state date oggi a te, Signore. Grazie per la settimana che abbiamo vissuto, Signore. Grazie per la parola che ci è stata data, Signore, e voglio benedire lo studio di dopo, Signore, sempre a imparare e capire sempre di più della tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Mi pare che c'è qualcuno per gli avvisi, non so. Sarà che l'aveva visto? Sente, non mi sente? Ok? Va bene? Ok, cari. Gli avvisi? Sandro, c'è qualcosa avviso? Dietro? Ok? Quando? Ok, dopo le 14 c'è l'assemblea, dopo l'assemblea c'è il pranzo e dopo il pranzo c'è questo incontro con il pastore Sandro. Ok? Le altre avviso? Altro avviso? No? Ok, l'altra cosa importante. Dopo il battesimo di domenica scorsa, un gruppo di persone mi ha cercato, Pastore Caio, vorrei essere battezzato. E è stato prezioso. E stiamo con 7 persone che mi hanno chiesto di essere battezzate. Così faremo un nuovo battesimo quest'anno. E come abbiamo parlato settimana scorsa, domenica scorsa è mancato quello, come si dice, quello momento di pioggia, no, senza pioggia, preghiamo, non preghiamo. Era un tempo bellissimo. Così faremo un nuovo battesimo per vedere se c'è la pioggia o no. Okay? Così stiamo pensando di fare o l'ultima domenica di agosto o prima domenica di settembre, che sarà 1° settembre. Okay? Così se tu già hai deciso per Cristo Gesù, se tu già hai confessato a Cristo Gesù nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua storia, potete parlare con me o con il pastore Sandro. Okay? Già sono 7 persone e vediamo se passiamo di 9 come già abbiamo fatto quest'anno. Ok? Così potete parlare con noi due, eu com o pastore Sandro. Ok? Finito? Beh, ciao. Buon studio, ok? Nelle vostre sale potete andare. Ok, ciao.